La pesca è parte integrante della nostra cultura e delle nostre tradizioni, è motore importante della nostra economia e va tutelata in ogni modo possibile, anche facendola conoscere alla Mostra del Cinema di Venezia. È stato inoltre avviato l'iter per l'avvio della candidatura a Patrimonio UNESCO della pesca tradizionale promossa da 6 regioni, 9 FLAG e i Fisheries Local Action Groups. Così il consigliere regionale veneto Marco Dolfin dell'Intergruppo Lega Liga Veneta ha commentato l'iniziativa che si è tenuta ieri in Consiglio regionale con la presentazione del docufilm Salsedine, realizzato nell'ambito del progetto di cooperazione Patrimonio Culturale della Pesca a supporto della candidatura della pesca alla lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale UNESCO, prodotto da Twister Film per la regia di Riccardo Stopponi. Presenti all'evento Antonio Gottardo, responsabile Lega Coop Agroalimentare Pesca Veneto, Gianni Stival, presidente regionale Agrital Veneto, Paolo Tiozzo, presidente Federagri Veneto e una rappresentanza di Coldiretti Impresa Pesca. Per me è un onore, oltre che un piacere, poter rappresentare un'iniziativa così importante, prosegue Dolfin, voluta dal Consiglio regionale con protagoniste realtà del mondo della pesca che operano nelle nostre lagune e nel nostro litorale veneto. Realtà territoriali che vanno da Caorle a Burano, Venezia, Pellestrina, Chioggia, arrivando fino a Sacca degli Scardovari. Praticamente tutta la costa veneta viene rappresentata per attirare la nostra attenzione, quella del Veneto e quella internazionale, sul tema della pesca e dell'acquacultura, sulle problematiche e difficoltà che ogni giorno gli operatori si trovano ad affrontare. Servono aiuti, dimostrare di saper fare impresa e gioco di squadra, oltre che economia. Alla libreria Pegaso a Borgo San Giovanni, Chioggia, il Natale arriva prima. Per tutto il mese di novembre una super promozione su quasi tutti gli articoli presenti in negozio. Passa a prendere i tuoi regali di Natale alla libreria Pegaso.